l'hanno preso da dietro, poi se ne sono arrivati altri da davanti e hanno iniziato a tirare calci, sputi e poi con una catena della bicicletta a picchiarlo sulle gambe. La madre del tredicenne che ha subito un'aggressione da parte di un gruppo di bambini è ancora incredula e turbata. Erano da poco passate le 5 del pomeriggio quando a Gorgo al Monticano un gruppetto di minorenni che frequentano ancora le scuole elementari hanno bloccato suo figlio mentre attraversava un sottopasso in sella alla sua bicicletta. Le offese fra loro erano volate già da alcuni giorni, ma si erano sempre evitati degli scontri fino a martedì scorso, quando il gruppetto ha deciso di prendere di mira nuovamente il ragazzino e vedendolo arrivare ha iniziato prima a insultarlo e poi ad aggredirlo con sputi e spinte. La situazione è presto degenerata quando uno dei bambini ha addirittura utilizzato la catena della sua bicicletta per colpire il tredicenne alle gambe. I genitori non hanno voluto sporgere denuncia per non procurare ulteriori problemi alle famiglie. La mamma ha però sfogato la sua indignazione su Facebook, pubblicando un post in cui ha raccontato l'accaduto con un preciso intento. Io ho voluto scriverlo per renderlo pubblico perché queste cose si devono sapere. Vanno aiutati questi ragazzini perché si può ancora fare qualcosa e vanno recuperati attraverso delle istituzioni competenti che ci sono. Queste cose non devono accadere. L'accaduto è grave e presto dovranno essere presi provvedimenti per una soluzione del problema anche per il sindaco di Gorgo al Monticano. Adesso abbiamo attivato servizi sociali e tutte le associazioni del caso e vediamo di arrivare a una conclusione del perché sia successo questo e cercheremo in qualche modo di arginare la situazione e di risolverla.